Benvenuti anche oggi a questo nuovo appuntamento con Cronache Venete, una goccia nel mare dell'informazione. Il risparmio energetico nelle abitazioni, nella visione di Norbert Lanchner, il servizio di Elisa Borri. Norbert Lanchner ha iniziato un tour per porre al centro della sua presentazione un progetto basato sui criteri di partecipazione e decentralizzazione, principi della nuova era dell'evoluzione. L'obiettivo è contrastare le attuali tre emergenze, quella energetica, quella ambientale e quella economico-finanziaria. Sappiamo che l'energia è la chiave della sostenibilità, però oggi non è più sufficiente parlare solo di efficienza energetica, dobbiamo considerare anche altri temi, dobbiamo prendere in visione altri criteri. Costruire significa operare per una certa durata di vita, perché se oggi voglio progettare e consegnare un edificio, questo edificio dovrebbe funzionare per qualche decennio, forse anche per qualche generazione. La presentazione della nuova piattaforma ha mostrato come le nuove applicazioni daranno risposte all'insostenibilità dei nostri comportamenti. Oggi sta lanciando una nuova piattaforma, un nuovo progetto, però sempre ecosostenibile. Infatti vogliamo dare continuità, vogliamo contribuire all'evoluzione del tema, perché dopo aver fatto i compiti in classe per azzerare o comunque abbassare drasticamente il consumo di energia, vogliamo dedicarci anche a altri temi importanti per abitare bene: l'acustica, l'illuminazione, la gestione delle risorse idriche. Non solo presentazione di opere e progetti, ma anche seguito della mini casa clima realizzata dai ragazzi dell'Istituto Carlo Scarpa di San Donà di Piave. Domani mattina, proprio domani mattina, le due aziende che collaborano con noi nella costruzione di questa casa in miniatura, casa clima, consegnano il materiale alla scuola Romolo Honor, e quindi la domanda cade giusta, perché proprio domani mattina inizia la costruzione della casa. Intanto noi stiamo andando avanti consulenti del network nell'andare a raccontare cos'è Casa Clima e cos'è il risparmio energetico nelle scuole medie del territorio. Anche stamattina c'è stato un incontro alla Schiavinato e ce ne sono già stati all'Ippolito Nievo e alla Toti, e quindi insomma stiamo andando avanti un po' con questo progetto, che si concretizzerà poi in giugno con un evento in cui verrà presentata la casetta finita.